Buongiorno e bentornati con l'appuntamento con Voi la linea. Grazie a Isabella Gregorato, grazie al suo ospite. Cambiamo discorso, adesso sono quasi terminati i test sierologici per quanto riguarda le forze dell'ordine. Il sindacato chiede adesso maggiori presenze di personale soprattutto per presidiare i confini. Sentiamo. Per le forze dell'ordine, in particolare per la Polizia di Stato, sono stati ultimati i test sierologici effettuati dalla Regione. Siamo con Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP Polizia di Stato. Quali sono stati i risultati di questi test? Innanzitutto voglio ringraziare l'amministrazione regionale, il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore alla salute Riccardi, perché hanno dato seguito alle nostre richieste, insistendo sull'effettuare tamponi o prelievi sierologici, e direi che è andato molto bene, perché in tutta la regione non abbiamo avuto casi di positività, quindi anche a Pordenone, su oltre 204 persone che si sono sottoposte solo nella Polizia di Stato a questa prova, e ripeto, era una prova chiaramente su base volontaria, nessuno è stato riscontrato in positività. Quindi direi che tutto sommato le norme messe in atto sia del Dipartimento, le attenzioni poi chiaramente al questore di Pordenone per salvaguardare gli uomini in servizio e durante il servizio di polizia sono servite. Abbiamo avuto inizialmente grosse perplessità nel dover rimanere a casa quasi obbligatoriamente. Abbiamo fatto anche una protesta su questa forma, ma è stata necessaria molto probabilmente per isolare e per salvaguardare la salute dei colleghi. Intanto i controlli però continuano, non bisogna abbassare la guardia. Certo, i controlli continuano e devono continuare. Abbiamo sentito proprio in questi giorni i nuovi focolai di Treviso e del Veneto in particolare, quindi maggiore attenzione deve essere fatta in questo momento, e mi rivolgo anche e soprattutto ai titolari degli esercizi pubblici, che noi continuiamo a controllare, oltre a controllare le persone per la strada come sempre facciamo e come dobbiamo fare. E quindi un appello invece proprio ai gestori dei locali, degli esercizi pubblici. Sappiamo che diventa difficile per loro controllare anche le persone che sono al di fuori del loro locale, sedute comunque nel loro locale, quindi un'attenzione particolare a loro. Ecco, importante anche il lavoro di controllo ai confini, visto i focolai, insomma, soprattutto nei Balcani, Slovenia e Croazia, che si stanno creando. Beh, lei tocca un tasto molto delicato, perché su questo tasto continuano le nostre proteste, continuano i nostri programmi di lavoro, perché vengono a mancare quei controlli effettivamente, nel senso che il personale a disposizione per fare quella tipologia di controllo non c'è stato dato e c'era stato promesso. Questa è la gravità del fatto. Quindi continuano a entrare queste persone, le rotte balcaniche le conoscono tutte, i punti di ingresso li conoscono tutti, però noi ancora anche a Pordenone, ma in tutta la regione, riceviamo ogni giorno 50-70 persone. E per quanto riguarda i rinforzi, sono arrivati 8 nuovi agenti di polizia alla questura di Pordenone, un buon segnale? Ma sì, un buon segnale, perché io dico sempre, il Dipartimento si ricorda insomma che Pordenone da qua a 5 anni perderà oltre 100 uomini, quindi basta fare un calcolo e capire che la situazione personale è veramente delicato. È un problema, ripeto, per tutte le questure d'Italia. Mancheranno in questi ultimi 5 anni mancheranno minimo 40.000 uomini, quindi dico numeri altissimi. Il problema è che questo arrivo fa parte di un programma triennale. Adesso a gennaio aspetteremo il nuovo programma e speriamo che in questo programma ci sia, ripeto, anche la città di Pordenone.
E restiamo ancora in tema divise. Questa mattina siamo andati al comando provinciale di Udine della Guardia di Finanza perché c'è un cambio, il cambio del comandante. Vediamo.